Buonasera. Come stai innanzitutto? Sto bene, un leone. Oh, beh, Fatto tagliando a 60 anni. Vabbè, sì, non è sono leone, altri 60. Se non è Leone a Venezia non so dove sia Leone e non voglio far battute tra leoni. E ringrazio invece l'avvocato Alberto Galassi, che è amministratore delegato del gruppo Ferretti, grazie, che è stato, lo ricordo, il gruppo Ferretti, ci sono tantissimi altri gruppi presenti, San Lorenzo, Azimut, cito solo i principali che ho visto prima in questo salone nautico, che ogni anno accresce le sue dimensioni. Siamo alla terza edizione, però va riconosciuto al gruppo Ferretti di averci creduto per primi e quindi ve lo riconosciamo volentieri, senza nulla togliere agli altri bellissimi marchi in un settore in cui l'Italia è leader, yacht e super yacht, 6 miliardi di fatturato, 3 miliardi di esportazioni. Arriverò, anzi partiamo subito da qui, poi vengo ai temi toccati che sono già messi nelle notizie in breve. Sindaco Brugnaro, insomma, terza edizione, si amplia anche l'offerta, era nata come un'operazione quasi di nicchia, quasi di bandiera, invece mi sembra che si stia raggiungendo anche una dimensione, diciamo, che va al di là dell'operazione iniziale. Beh, diciamo che è vero, con l'Alberto fin dall'inizio abbiamo progettato un salone che non fosse la copia di qualcos'altro. Qui ci sono barche di lusso, ma il lusso è anche cultura, e la cultura, per esempio, della sostenibilità, la cultura inserita in un'idea, per esempio, che il salone possa essere raggiunto da persone del popolo del mare, come lo chiamo io, in barca. Cioè, vuol dire dare di nuovo quel senso, diciamo, del made in Italy che il mondo intero ci invidia. E qui abbiamo la parte, diciamo, orientale di tutto dell'Adriatico, del Mediterraneo, insomma, che si raccoglie volentieri, e Venezia in questo senso si trova a essere ancora una volta al centro, come era tanti anni fa, della diplomazia, degli affari, del commercio, ma quelli veramente con la C maiuscola, quello che fa incontrare le persone, fa vedere cos'è la capacità italiana tecnologica, la ricerca che continuiamo a fare. Qui ci sono grandi design che fanno vedere ai ragazzi cosa può essere l'industria nautica anche in chiave di sviluppo, di futuro, di lavoro, e per cui diamo anche, per quello invito a venire a vederlo, non solo con la logica del dover comprare la grande barca, ma anche quello di capire che cosa il mare ci dà, cioè l'idea del rispetto, e quel rispetto che diamo al mare dobbiamo darlo anche alle persone, per cui la nautica è davvero uno degli elementi grandi e forti della nostra economia, lo sarà sempre di più, per cui il Salone di Venezia potrà solo che seguire e implementare questa capacità. A Venezia ci vengono tutti volentieri, in questo periodo c'è la Biennale d'Arte, c'è il mondo intero, per cui è evidente che molti contratti magari poi si regolarizzano anche in altri saloni, in altre fiere, ma qui magari ci può essere il primo contatto con l'inglese, con l'americano, che magari poi non ha in questo momento la possibilità di concludere subito, per cui io penso che ci saranno anche un aumento di dimensione delle barche. Noi abbiamo anche un'idea di estenderlo anche all'esterno dell'arsenale. Penso che avremo 10 anni di crescita me lo auguro, e lo auguro per noi, per Venezia, per il settore nautico, ma anche per il paese proprio. Io sono molto ottimista su questo. E poi veniamo a Venezia, ai flussi turistici, alla gestione dei flussi turistici, a come evitare di tornare al 2019 dove la città non reggeva nel senso. Ma adesso vi arrivo, e poi mi interessa anche però con lei, sindaco, visto che lei è imprenditore, ha fondato la società di lavoro per collocare persone, che si chiama Umana, capire il tema che poi affronteremo con Colau, ascoltando Colau, che dice bisogna che li paghiate di più sti giovani. Adesso la sintetizzo male, ma lo chiederò poi anche all'avvocato Galassi. Però Galassi, intanto un commento. Io ho visto i numeri del settore vostro, quindi 6 miliardi, 3 miliardi di export. I numeri vostri, ricavi che sono saliti da 611 a 900 milioni di euro, l'utile da 22 milioni a 37 milioni e mezzo, l'EBITDA da 59 a 103 milioni, più 75%. Insomma, uno poteva immaginare che tra il Covid, la ripartenza, le difficoltà anche nel reperimento dei materiali e quant'altro, e le incertezze dovute alla guerra, il mondo degli yacht, dei super yacht, in cui, ripeto, l'Italia è leader di mercato. Vi do una cifra, se riesco a trovarla, eccola qua. Noi facciamo su 821 super yacht, quelli sopra i 24 metri, 407 sono prodotti in Italia, dell'industria nautica italiana. Dicevo, uno poteva immaginare che il settore sarebbe andato in contrazione, mi sembra che invece il vostro problema sia solo trovare i materiali, non i clienti. Allora, noi abbiamo avuto il privilegio di una sorpresa che deriva dalla pandemia. Noi vendiamo, lo diciamo sempre, isole private. Libertà, sicurezza, privacy,
Chi può permetterselo, il gruppo Ferretti vende in 78 paesi, ha scelto la barca perché è stato un luogo di isolamento se vuoi essere isolato, di libertà di movimento se ti vuoi muovere, non c'erano costrizioni di orario, non c'era un limite di persone che potevi invitare a bordo a casa tua, è stata una grande fortuna. L'altra grande cosa, secondo me, è un aspetto, Barisoni, psicologico. Cioè il nostro cliente medio non è giovanissimo, è un imprenditore di una certa età che ha visto la fragilità della vita e ha visto che questa pandemia paradossalmente ti può, sì, ridiamo tutti, ma è così. No, ride il sindaco perché ha appena compiuto 60 anni, ha fatto una promessa per i prossimi 60, perché alla fine, perché a spostare, posticipare il momento del coronamento di un sogno. Guarda, è successo con gli orologi, è successo con le automobili sportive, è successo con la casa al mare. Questo è combinato disposto, è inutile, funziona, è stato e c'è. Il problema sono le materie prime e la fornitura e, come diceva lei, la manodopera. Ecco, qui poi ci arriviamo perché può sembrare paradossale che io, o molto pindarico, che io passi da un settore che qualcuno mi scrive ma non vi vergognate di dire certe cose? No, perché come ho già spiegato molte volte, tutti i settori che in questo paese producono fatturato, PIL e occupazione per me vanno bene. L'ho detto anche del settore dello spazio difesa, si figuri se non lo dico, quindi gruppo Leonardo, gruppo Fincantieri, si figuri se non lo dico il settore nautico. No, però quello a cui tengo a dire è che senza essere pindaro passeremo da un aspetto che c'è, e meno male che c'è visto che i 3 miliardi di export sono italiani, a un altro aspetto che c'è ed è quello invece del potere d'acquisto di altre fasce del paese. Qui vengo invece ai salari per i dipendenti e ai salari dei nuovi contratti di lavoro. Quindi non c'è nessun problema a tenere assieme tutte e due le cose, non sacro e profano, ma diciamo né alto e basso. Uno mi scrive sei il peggior giornalista d'Italia, questo me la segno, però voglio andare avanti con l'intervista buona o cattiva con il sindaco. Allora, prima che scoppiasse la pandemia, Venezia era già arrivata a un livello di criticità sui flussi turistici. Io ho girato la città in questa occasione, eravamo in diretta anche qualche settimana fa, la città è pulita, è rinata, va detto, tornare a vedere i turisti dopo 2 anni di pandemia non ha prezzo. E questo va benissimo, però non vorrei proprio, sindaco, tornare esattamente al 2019, quando lei aveva iniziato a ragionare in maniera molto concreta su dei tornelli d'accesso alla città, la prenotazione e quant'altro. E questo è il primo punto. Poi verrò anche al punto dello spopolamento di Venezia. Come pensate di gestire questi flussi? E se mi fa un commento su una cosa che a noi è molto impressionato: Venezia ha un sistema di monitoraggio dei flussi d'accesso unico, una stanza di comando e controllo, un radar. Smart control room. Per cui il mio cellulare appena entro a Venezia viene agganciato e voi sapete quanti sono, da dove vengono e quant'altro. Nel ponte di Pasqua e del 25 aprile c'erano alle 3 di notte, 4 di notte, 40.000 cellulari che non dovevano esserci, perché sostanzialmente erano superiori alla capienza della città. E lì il sospetto qual è? Lo dico male, che fossero Airbnb, alcuni erano amici che uno ospitava a casa, per carità, ma il sospetto è che vi sia un po' di nero sugli Airbnb, cioè che qualcuno avesse dato la casa. Allora, se mi vuole dare... Parto da quest'ultimo. Allora, il nero c'è dappertutto in Italia ed è una delle piaghe che dobbiamo combattere, questo è fuori discussione, però la risposta è molto semplice: non si è tenuto conto in questi anni, mai, dei domiciliati. Cioè, per la legge sulla prima casa, un professore che lavora per esempio a Ca' Foscari o allo Juve, che viene qui per un contratto di 1 o 2 anni, magari se ha una casa a Mantova, tiene la prima casa, la residenza a Mantova, e qui a Venezia è domiciliato. Di tutti gli effetti è un cittadino che vive, lavora, dorme e ovviamente sporca, perché dobbiamo pulire, però non viene registrato tra i residenti. E adesso noi abbiamo intenzione, siccome c'è una legge che ce lo consente, in Italia non lo fa quasi nessuno perché non sembra che non abbia valore andare a registrarsi come residente temporaneo, la legge dice, ma insomma domiciliati, noi faremo in modo anche assieme al discorso del contributo d'accesso che i domiciliati abbiano interesse a registrarsi, per cui noi abbiamo attivato questa lista di residenti, appunto in questo caso domiciliati della città, per vedere effettivamente quanti sono. Per cui il dato a quel punto del centro storico di Venezia, che è ormai al limite dei 50.000 come la farmacia famosa dice, di fatto dimostra che non lo è, perché ci sono appunto, se non sono 40.000 saranno 20-30.000 domiciliati, più ci sono qualcosa come 26.000 studenti, possono a Mestre ma un po' sono anche in centro storico a Venezia, e poi c'è tantissima gente che viene a lavorare, che viene qua dalla mattina alla sera, perché questi sono assolutamente utili alla città. La città è davvero molto viva, parlo della città storica senza togliendo le isole e tutti quanti altri posti straordinariamente belli, per non parlare poi di Mestre e Marghera, perché il dato è abbastanza chiaro.
Sul discorso del tornare flussi. dei flussi, allora io sono uno di quelli che ha messo un po' le mani nel piatto, questa cosa è da sempre. Io ho visto film luce degli anni 50, io sono nato nel 61, che dicevano Venezia sta morendo, è piena di turisti. Questa storia ce la siamo raccontata da tanti anni. La realtà è che è la città più bella del mondo e tutti vogliono venire. Noi abbiamo fatto un calcolo che su 7 miliardi di abitanti tutto vogliono almeno sognano di venire una volta a Venezia. Noi abbiamo fatto i conti con quei giorni dell'anno per i 100 anni, augurando a tutti del mondo di avere 100 anni di vita. Non ci stanno tutti perché non è matematicamente possibile. Allora è chiaro che Venezia deve essere preventivabile. All'inizio ho subito degli attacchi abbastanza scomposti perché tutti dicevano che avremmo blindato la città, l'avremmo chiusa, allora i centri sociali sono venuti a buttarmi via i tornelli, avevamo messo semplicemente delle transenne per rompere i flussi, no? Perché noi abbiamo un tema: quando arrivano i treni pieni di gente possono arrivare anche 1000-2000 persone che di solito si incanalano per un'unica strada, la strada nuova. Lì vedi proprio questo flusso che continua come la pancia di una pera, che continua a creare ressa da soli. Allora noi abbiamo fatto delle sperimentazioni in questi anni cercando di rompere quei flussi. Facevamo passare 200 persone, le altre 200 le indicavamo in altri luoghi e poi continuavamo a rompere il flusso. All'inizio sembrava una cosa intollerabile, adesso politicamente sembra che sia passata e tutti sono d'accordo sul fatto che la città sia prenotabile come qualsiasi altra cosa. Allora diciamolo chiaramente, quest'anno non c'è bisogno di nessun ticket perché l'operazione, quella chiamiamola più forte, sarà fatta l'anno prossimo, perché lo voglio dire a tutti i tour operator, alberghi, tutta la gente che si occupa di turismo, a Venezia si viene tranquillamente quest'anno senza nessun problema. Noi faremo quest'anno delle sperimentazioni in termini di premialità, cioè chi prenota, noi faremo adesso delle prove qui siti perché dobbiamo attivarli, chi si prenota avrà dei vantaggi magari nei costi dei musei piuttosto che in altri luoghi belli della città, avrà dei vantaggi sui battelli, cioè stiamo studiando questo in questa fase per mettere a punto il sistema. Non siamo stati fermi, 2 anni di pandemia abbiamo costruito questa control room che oltre ad averla pensata poi me la sono anche finanziata, perché i finanziamenti sono del comune, efficientando il comune, perché non sono andati a costi o a danno del cittadino, lo dico con chiarezza perché anche questo è importante. Sta funzionando, l'ultimo che ha imbrattato la Chiesa del Redentore, un artista che poi l'abbiamo beccato dopo 2 giorni, abbiamo fatto la perquisizione e a casa quando siamo andati a fare la perquisizione, questo qui da Bolzano ci ha detto che bravi che siete stati a trovarmi, poi non si è scusato ed è convinto di fare un messaggio provocatorio dell'arte. Allora bisogna dire a tutti: Venezia è una città dell'umanità, non è una città solo di chi ci vive, perché se tu sei un artista a maggior ragione sei un villano a comportarti così, e noi la città non è disposta a vivere questo vandalismo generale. Però questo sistema della control room, questa gestione con i nuovi vigili urbani che abbiamo assunto, polizia locale molto attenti, stiamo facendo un grosso lavoro anche di arresti di queste persone, perché diciamo a tutti: venite a Venezia, siete benvenuti, comportatevi semplicemente bene, con rispetto, come abbiamo il rispetto del mare, abbiamo il rispetto dell'arte e della vita. Questo è il nostro. Il prossimo anno saremo pronti anche per le prenotazioni. Prima città al mondo. Allora, dopo il metro città invece vengo al tema della forza lavoro, che interessa sia l'avvocato Galassi che lei come imprenditore. Però a questo proposito una cosa sui residenti a Venezia: non sarebbe ora di dare dei controlli agli Airbnb? Mi spiego, tutte le città hanno questo problema, c'è la Firenze, c'è la Milano, però a Venezia si sente di più perché i residenti sono calati e il numero di abitazioni disponibili è molto alto. Cioè, se i veneziani iniziano a mollare le case per andare in terraferma e perché è più conveniente l'Airbnb, non ho niente contro l'Airbnb, ha 2 problemi: che lascia poco sul territorio, cioè non fa una vita sociale normale, arriva, magari va a fare la spesa al supermercato e poi riparte. C'è di peggio, c'è chi affitta addirittura senza B&B, mettono una combinazione sulle case, vanno proprio via, vivono da un'altra parte. Puoi immaginare che disagio danno queste persone che arrivano di notte, magari al piano superiore c'è uno che deve dormire. Questa cosa io la sto combattendo da quando sono sindaco. Il punto è che ci vuole una legge nazionale per normare questa cosa. Dobbiamo riuscire a spiegare anche ai proprietari che non c'è nessuna accusa, nessun attacco al loro business, possono tranquillamente avere ricavi, magari ristrutturando questa idea. Dovremmo contingentare come fa Parigi, magari puoi affittare massimo 60-90 giorni, non puoi gestire le cose in questo modo. Ci vuole una legge nazionale, lo stiamo discutendo nella legge speciale per Venezia, tutti si stracciano le vesti sempre, però di fatto sono pochi che ci aiutano realmente. Però questo tema, mi permetta, anche legandolo anche allo spopolamento che lei ha citato prima, guardate che a Venezia, come è per le maree, è anche per i fenomeni sociali. Non è che Venezia sia un caso da solo, unitario, unicum.
Succede che a Venezia succedono prima certi fenomeni, per cui per quello abbiamo fatto la famosa fondazione per candidare Venezia capitale della sostenibilità, perché noi non vogliamo nascondere i problemi sotto il tappeto. Io sono contentissimo di parlarne, mi dispiace, e finché non troveremo soluzione è giusto continuare a parlarne, però la sostenibilità vuol dire affrontare temi che riguardano tutti i paesi delle Alpi, vuol dire affrontare lo spopolamento che ci sono sull'Appennino, al sud dove c'è la gente che va via. La Silicon Valley non è stata costruita in city, è stata costruita in valley. In Calabria è pieno di valley. Perché non portiamo i cavi di fibra, come più volte la Confindustria dice, per avere i grandi? Perché dobbiamo ristrutturare il paese intero, non è che dobbiamo fare solo un discorso di piccolo cabotaggio in No, mi interessa Venezia perché sono qua a Venezia, ma il tema, diciamo, è un tema tra l'altro quello che noi vediamo è che in realtà si aprono anche opportunità, ma questo ci porterebbe troppo fuori. Scusi, non voglio interrompere, però il tema della denatalità non è che me lo invento io. 1,2 di media bambini certo. Su una coppia. Noi se andiamo avanti così, fra 100 anni siamo metà della popolazione. Ma io dicevo che si aprono anche delle opportunità, perché in realtà all'interno della Great Resignation, del cambio di attesa dei lavoratori, che ha tante spiegazioni, tante caratteristiche, c'è anche quello del lavoro agile che ti consente di stare in centri minori, quindi se cablati, sono d'accordo con lei, certo. In questo momento in crisi sono soprattutto le grandi metropoli e non necessariamente in Italia. Bisogna portare anche i cavi di fibra, quelli grossi, perché se noi cabliamo le case dobbiamo fare dei grandi investimenti infrastrutturali che costano niente rispetto alle autostrade, costano niente, e questo Confindustria lo dice da tanti anni. Il sud è una risorsa importantissima per il nord, lo diciamo da Venezia. Le Darsene l'hanno fatto in Calabria. Allora, dalle Darsene passiamo poi invece al reperimento di personale, sia per lei che per l'avvocato Galassi. Vi chiedo qualche minuto di attesa, perché ho il metro, la pubblicità. 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Ma l'appello vero è quello di investire sulle competenze, sui giovani. Siamo un paese che ha delle potenzialità enormi, ma ci mancano le persone competenti. Non possiamo non vedere che un ragazzo, una ragazza brava che si laurei, che va a lavorare all'estero, guadagna di più, che voglia fare la tecnica che ne so, in Svizzera, o il marketing dei beni di lusso a Parigi, o la finanza a Londra, guadagnano di più. Dobbiamo accettare che dobbiamo pagarli di più e assumerli, perché poi l'altra cosa è questi contratti permanentemente di stage, di apprendistato, non danno poi il chiaro segnale che ci vuole. Ecco, un ecosistema nuovo come quello della seconda economia digitale, gli unicorni, le start-up, le scale-up, gli acceleratori, lì come si fa a spingere? Ma noi lì ci vuole anche un po' più il ruolo dello Stato, perché start-up ce n'è tantissime, ce ne saranno sempre tantissime. Il momento delicato è aiutarli a crescere. Bisogna semplificare la burocrazia, bisogna aiutare un pochino, incoraggiando anche i finanziatori a pensare a lungo termine, e poi soprattutto appunto essere sicuri che tutti riescano a passare da quegli 1, 2, 5 milioni ai 40, 50 che poi ti fanno prendere il volo. Con l'appello di Bonomi alla politica, insomma, meno bonus e più riforme. Ma allora, le riforme mi sembra che ci stiamo instradando, stiamo andando nella direzione di portare a termine quelle che ci volevano. Un po' di riorganizzazione di vari bonus probabilmente sarà necessaria. Come sempre però dobbiamo ricordarci che se ci sono dei bonus è perché si è intervenuto a fronte di alcuni problemi, quindi bonus bebè, bonus mamme, perché avevamo tante donne che non tornavano a lavorare dopo la gravidanza, quindi ci sono dei problemi oggettivi che sono stati affrontati anche coi bonus. Poi un po' di messa in ordine, come in tutte le case, ogni tanto si deve fare ordine. Allora, così il ministro Colao oggi a margine dell'Asso Lombarda, microfono della nostra Anna Marino. Alberto Galassi, qui veniamo al tema del riferimento, parto prima da lei e poi vado al sindaco Brugnaro, questa volta ripeto anche soprattutto come imprenditore e fondatore di Umana. Avete difficoltà a trovare forza lavoro? L'avete perché non è formata? L'avete perché non viene? L'avete perché vuole il sabato e la domenica? L'avete perché pagate poco? Allora, noi siamo 1600, non pochi, e 2500 di indotto. La forza lavoro che fatichiamo a trovare è la forza lavoro di manodopera specializzata.
Ho ascoltato con attenzione le parole del ministro Colao. Marketing, responsabili di comunicazione, eccetera, eccetera, sono forse quei curriculum con maggiore affluenza che arrivano sul tavolo delle risorse umane, e non sono d'accordissimo sul fatto che paghiamo poco. Penso che il peso degli oneri contributivi del nostro paese sia imbarazzante. Però vede, noi siamo anche fortunati perché chi vuole fare marketing nella nautica e nel lusso si trova sicuramente a scegliere un'azienda che dà spazi, dà visibilità, dà potenzialità. Quindi magari faccio fatica ad avere un metro obiettivo rispetto ad altri settori merceologici. Il vero problema a Barisoni è scuola di formazione professionale, noi come Ferretti dovremmo farne una, università con lauree specializzate in ingegneria navale, a Forlì ne vorremmo fare una in Emilia Romagna, ne stiamo iniziando a parlare con la regione. Questo manca e manca moltissimo. Diciamo che i neolaureati in scienze umanistiche sono più semplici da reperire che chi fa un certo tipo di artigianato di alto lusso piuttosto che manodopera tecnica specializzata. Non a caso Enzo Ferrari fece la scuola formazione Dino Ferrari, perché è difficile formare la manodopera specializzata oggi. Allora, su questo va detto che noi facciamo ogni anno, e l'abbiamo fatto anche quest'anno, lo rifaremo nella prossima stagione, il viaggio come Maria Pieracecci negli ITS, lo dico ogni volta, che non sono gli studi tecnici industriali, sono l'alternativa al corso di laurea, e il dato è sempre il solito, ne escono 20.000 all'anno, la Germania ne fa uscire 800.000, e l'obiettivo, ne abbiamo parlato anche con Brugnoli, vicepresidente di Confindustria con la delega alla formazione, è arrivare a 80.000, che sarebbe comunque un decimo della Germania, ma sarebbe 4 volte il numero attuale. È chiaro che più se ne fanno, laddove si collegano ai distretti industriali, non ci deve essere un genio per capirlo. Se tu hai un distretto della nautica ad Ancona e nella Riviera Adriatica, forse l'ITS della nautica lo farai anche lì, e il tasso di occupazione a nemmeno un anno è superiore al 90% da questo punto di vista. Sindaco Brugnaro, ma anche imprenditore Brugnaro di Umana, un minuto di pazienza, ho il traffico e poi vorrei sentire che cosa manca sia nei bandi comunali, come ha ricordato il ministro Giovannini, dipendenti pubblici che vogliono venire al nord iniziano a scarseggiare, sia secondo lei cosa non sta funzionando nel rapporto anche con l'industria privata a partire dagli stipendi. Dopo il traffico. Allora, Sindaco Brugnaro, appunto anche come fondatore di Umana, il tema qual è? Ripeto, non li abbiamo formati, li state pagando come imprenditori ma anche come amministrazioni comunali, perché il problema c'è anche l'amministrazione pubblica di reperimento della forza lavoro, troppo poco, o che cosa secondo lei? Perché improvvisamente, certo che la domanda è stata molto forte, ma improvvisamente non c'è un settore, figuriamoci quello turistico, ricettivo, alberghiero e ristorazione, ma anche gli altri, che non si lamenti di non riuscire a trovare personale. Beh, insomma, intanto per chiarire, io faccio il sindaco da 6 anni e Umana, il mio gruppo che ho fondato, va bene perché io non ci sono più, cioè da quando non ci sono va meglio, e devo dire che per i dati che ho, Umana le persone le trova perché applichiamo i contratti per legge. C'è una legge che abbiamo fortemente voluto negli anni che furono. Qualcuno ci ha rimesso anche la vita, pensate ad Antona, pensate a Marco Biagi, persone che hanno perso la vita per portare la flessibilità legale nel paese. Poi c'è un altro tipo di flessibilità, per cui quella legale la troviamo e come, perché vuol dire applicare proprio la parità contributiva e retributiva dei contratti dove andiamo a fornire le persone. Questa è per legge, per cui non possiamo fare diversamente. Noi per esempio durante il Covid noi pagavamo la cassa integrazione, altri hanno dovuto aspettare quella dello Stato, noi la liquidavamo noi. Per cui paradossalmente rispetto a una piccola azienda quasi era meglio essere alle dipendenze. Voi sapete che noi abbiamo anche lavoratori a tempo indeterminato che forniamo come staff leasing. Il tema secondo me oggi, di quello che mi viene detto, insomma, della difficoltà di reperire personale, intanto c'è questo provvedimento della paghetta sociale che indubbiamente è servita, perché è chiaro che prendere dei soldi, anche io quando ero giovane dovevo fare la stagione, non so se avevo il reddito di cittadinanza, se andavo a fare la stagione al mare, per equilibrare vuol dire 500-700 euro di paghetta rispetto ai 1.000 euro che prendi lavorando, per cui la gente ti dice perché devo lavorare per 300? Allora dobbiamo fare delle scelte importanti. Allora è sicuro che è un provvedimento secondo me che non deve essere abolito, però deve essere profondamente riformato. Dobbiamo sviluppare questa attitudine dei giovani, soprattutto i giovani. Io lo impedirei proprio sotto i 30 anni di prendere il reddito di cittadinanza, ma perché penso, scusate, so che non sarò popolare forse tra chi lo prende,
ma credetemi che è come prendere una specie di droga, perché tu ti abitui a stare sul divano e esci dal mercato del lavoro. Ma ve lo dico nell'interesse di quei ragazzi, senza nessuna invidia assolutamente, non penso che il costo sociale di aiutare le persone che cercano lavoro non sia da mettere, ma come aveva detto Marco Biagi, come ho detto tanti, anche la CISL ha sempre detto, Confindustria ha sempre detto, le categorie hanno sempre detto, ci vuole la gamba sociale, ma per riportare la gente al lavoro. Cioè, se uno perde il lavoro che non è colpa sua va assistito, non c'è dubbio, ma se tu non costruisci le condizioni perché lui si attivi per trovarlo, rischiamo di trovare una generazione che esce dal mondo del lavoro. Dopodiché c'è un tema anche di che tipo di lavoro di propone. salari e di salari, c'è i salari. E di diritti. Allora, Perché sul guarda tema... che non è solo il tema di salari, molto spesso quello che noi vediamo in America soprattutto è quella che si chiama work-life balance, cioè io non sono più disposto a sacrificare così tanto della mia vita privata per la mia vita professionale. Ora uno può essere d'accordo o no, però secondo me se c'è un cambio culturale tu puoi anche non essere d'accordo, ma devi accettarlo, è difficile andare contro il cambio. Se un giovane ti dice guarda, non sono 200 c'è chi fa politica guardando le statistiche e i sondaggi. Io sto dicendo quello che farei da buon padre di famiglia nell'interesse di quei giovani e di quelli che ancora non ci sono. Poi può essere che non sia popolare probabilmente, ma io credo che un tema dell'Italia, intanto bisognerebbe, ogni cosa va localizzata, cioè un conto è il costo della vita che c'è a New York, un conto è il costo della vita che c'è a Bergamo o piuttosto che non so a Matera, cioè lo stipendio vale anche in base a dove vivi. Secondo luogo, uno dei temi che dobbiamo affrontare seriamente è che i giovani non devono abbandonare i loro luoghi d'origine. Se io nasco in Calabria, nasco in Sicilia, ho diritto di trovare lavoro in Sicilia e in Calabria, il che vuol dire che lo Stato con questo percorso del PNRR deve portare il lavoro lì, come? Con le infrastrutture, lo dice l'Europa, io sono d'accordissimo, secondo me Draghi sta facendo bene, bisogna dargli una mano a fare veloce anche, perché quando è il momento poi di fare le cose nessuno vuole firmare e ci sono un sacco di investimenti anche sull'energia pulita che però non ci sono i permessi. Questi sono tutti posti di lavoro mancanti. Allora io ai ragazzi dico, intanto, ma lo dico come consiglio, poi come se fossi loro papà, dopodiché io dico intanto alzatevi dal divano e andate a cercare il lavoro, andate fisicamente, non soltanto su internet, mando i curriculum, non mi muovo, andate fisicamente fuori di un cancello di una fabbrica. Dentro una fabbrica troverete tanta tecnologia, non è vero che non è la fabbrica di una volta polverosa, c'è l'operaio oggi in fabbrica, ha il camice bianco e se tocca qualcosa di tecnologico, ormai è così. Per cui perdere questa occasione anche di conoscenza è una perdita enorme. Poi bisogna fare un ragionamento sulle famiglie e sulla scuola, perché anche l'alternanza scuola-lavoro, abbiamo avuto delle disgrazie anche tra i giovani, non solo ovviamente, no? Sui posti di lavoro. Certo, ma questo è un dato ineludibile che vale per tutti, cioè se dobbiamo portare la sicurezza, e chi la porta la sicurezza? Tutte quelle società che sono trasparenti e sono certificate. Allora ai giovani l'alternanza scuola-lavoro serve tantissimo per capire qual è il loro futuro, da fare anche nelle scuole più piccole. Ecco, ho un minuto però ancora su questo, il tema dei salari o comunque dell'offerta che tu dai, perché non è solo il salario, molte volte uno ti chiede di avere delle giornate più flessibili e quant'altro. Fermo restando che è inutile che mi scrivano alcuni, io ho sempre detto, non perché sono d'accordo in linea con il sindaco Brugnaro, che sul reddito di cittadinanza è misura buona e giusta per una politica di welfare, di dignità, perché tu devi avere un minimo di dignità per chi perde un lavoro, va rivista soprattutto sui giovani, nel senso che tu devi distinguere, e il reddito di cittadinanza non distingue bene, nel senso che dà più soldi al singolo che non a quello con 2 figli a carico per i coefficienti. Devi distinguere tra uno che perde lavoro a 50 anni, a 45 anni, a 55 anni con la famiglia e un ragazzo di 26-27 che non ha mai lavorato ancora, perché lì è diverso il caso se ragioniamo come welfare. Chiuso su questo, non c'è una riflessione che forse dovete fare, e vi chiedo una battuta sintetica, Brugnaro e poi Galassi, anche sull'offerta che date, cioè sono cambiati forse i giovani, e i giovani cambiano anche loro culturalmente. Guardi, lei guardi i bilanci delle società che sono sul lavoro, lei guardi i bilanci delle società che fatturano bene, sta andando benissimo. Quelli che devono cambiare sono le imprese che pensano ancora di speculare col lavoro nero, con i lavoretti a chiamata, quelli furbi, quella gente là adesso, i ragazzi hanno una cultura del lavoro, per cui anche gli imprenditori devono farsi una cultura del lavoro. Piccolo è bello, ma grande è meglio, dobbiamo cercare anche lì di diventare più professionali e noi siamo al sostegno e al servizio delle imprese, lo sono le categorie, lo siamo noi. Galassi? Sta cambiando, Barisoni, sta cambiando, ce lo chiedono, ci chiedono quanti giorni potrei fare smart working. Io da amministratore delegato che andava alle scuole pubbliche, tutta la mia istruzione è stata a scuola pubblica, quando suona la campanella si va tutti in classe. E io in Ferretti noi abbiamo suonato la campanella e lo smart working da voi è finito.
Poi la sorpresa, il rendimento è cambiato, questo va detto, è un dato oggettivo di casa nostra. Se c'è un tema pandemico ci si applicano le regole antipandemiche, se non c'è un tema pandemico noi cerchiamo di evitarlo quanto più possibile. Poi sono il primo che ne comprende le ragioni per cui viene richiesto. Se lei mi chiede sta cambiando nei colloqui di lavoro, sì, sta cambiando. Ci chiedono ma io posso avere un giorno alla settimana? La risposta che noi tendiamo a dare ma è il lunedì, ma è il venerdì. Allora, grazie al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, grazie all'amministratore delegato del gruppo Ferretti Alberto Galassi. Dopo il GR24 parleremo invece di Cassa Depositi e Prestiti, Open Fiber, KKR, quindi chi cabla sto paese, per tornare a quello che diceva prima il sindaco Brugnaro, e invece il Consiglio europeo, le sanzioni, il sesto pacchetto di sanzioni